sarebbe entiatas con Gnovis, son 406 new infetti di Covid-19 chiatas in ultimis 24 ore a fronte di 3.054 tampons molecolari con una percentuale di positività dall'11,7%, 6.283 provis sveltis antigenics, il 28 dei new positives alla mancul di 19 Voti invece gli vittimi su una femmina di 79 anni di Vencion, una femmina di 80 di Tarvis, una di 81 di Davian, 2 84 anni di Ciopule e Pordenon, un omp di 87 di Paulet, una femmina di 92 di Pordenon e una di 95 di Purcie. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20 volte con 3 e 6 pazienti in chiatris repars. E controlli a tappeto dai carabinieri dal NAS per verificare il rispetto dall'obbligo di Green Pass e di maschere in discoteche della regione. In questa regione sono stati scontrollati di strutture e dos sanzionati. In te prime, dalle Friuli occidentali, ribade una multa per mancato possesso di mascherute. In te seconde, invece, una discoteca che era in te aree giuliane sono state sanzionate ed il titolare del locale, che non controllava il possesso del Green Pass, che non aveva il carriere senza Green Pass. E 3 fantasmi di 19 anni sono restati feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita dopo un incidente succeduto ieri sera a Tornufa, Pasian di Prati, in via Moretti. Il giovane conducente de vettura ha perduto il controllo e le hanno andata a sbattere contro il muro di una chiesa sul posto, 2 equipaggi sanitari e 2 ambulanze che hanno trasportato 3 giovani in ospedale Sante Marie delle Misericordie di Udin. Terze udienze per l'omicidio dai 2 agenti di polizia Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, assassinati dentro le questure di Trieste in tale ottobre dal 2019. Alejandro Merano, l'uomo che ha rubato la pistola a uno dei 2 agenti e che ha sclopato col smortaio viene acclamato una nuova perizie psichiatriche. In 60 giorni tecnici a disporre un documento che a marcia sarà presentato in aule. Colpe di più di 10.000 euro in tal fine settimana in un'abitazione di Udine. I lari sono messi in disordine in tutte le stanze di un appartamento al primo piano in assenza dei proprietari. La femmina è tornata intorno de nufi di serie, ha avuto difficoltà a aprire la porta, tanto che ieri il disordine e confusione in te stanze di là che ieri entrate con udienze mobili ingrumasse da urde porte. Sbisian svels da perduti, malvivenze sono arrivate chiatà preziosa, aur e bes in contanze sono schiampati col butin di un balcone, eludendo il sistema di allarme. E Trieste è la provincia italiana dove che si vive miglior e 3 dei 4 province regionali e sono in the top 10. Alla città la classifica dal Sole 24 ore sarà mostrata analizzando 90 indicatori in 6 lutas di bidusta ricchezza e consumo, a farsi lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi e cultura e anche tempo libero. Trieste rivade prima e dopo 2 15 posti consecutivi. Pordenone al guadagno 7 posti, intanto che Udine a livello nazionale arriva al 9° posto, insieme a Trieste sul podio sono anche Milano e Trento. Soddisfazione è stata espressa dal presidente regione Massimiliano Federica dei Prince Cittadins di Trieste, di Udine Roberto Di Piazza e Pieri Fontanin. E pare rispondere a esigenze del comparto agroalimentare, a esse nuovi sfidi di agricoltura 4.0, il MIS Academy di Ungal ha inviato un new course in sede di Felette. Agritech, specialisti, il percorso al forme superiore, specializzati in intesa tecnologie applicate in plants, macchine e fornimenti delle aziende agricole, in tecniche di acquisizione dei dati e di uso dei drones in agricoltura. Il corso dura 2 anni è frequentato di 20 studenti che vengono da regione, Friuli Vignese Giulia, Manodome.
E sul Nuf Corsi in Maria Croato, in rappresentanza di aziende croato che collabora con la Fondazione MIZ. Al Monte Agricolo aveva fatto già in Sindaur, che al di mettersi d'oglie, che al di arrivare a chiatarsi, a confrontarsi, a arrivare a scambiarsi anche le esperienze che facevano. E lo facevano anche in riunioni serali, no? Al 3P e tutte quelle che erano le tradizioni. Loro come i giovani hanno un'altra opportunità moderne e quindi in queste scuole hanno le possibilità veramente di crescere e crescente con il loro entusiasmo che sono giovani, non si aspettano infatti che loro sapevano tirare fuori idee, tirare fuori robe nuove, tirare fuori tutto ciò che loro anche la ranno imparare in questo percorso che stanno facendo. È grande successo al primo fin settimana di Viardidure de mostre dai presepi in Iglesie di Sant'Antonio Abata, Udin, organizzate da Unione Pro Loco Regional di Udin. Il presepi fa parte delle nostre culture, tutti abbiamo fatto il presepi, io continuo a farlo. Io credo che ciò che sta facendo a Proloco sia una roba importante per testimoniare non solo i presepi classici, ma anche che gli artisti e dal nostro Friuli hanno interpretato questi misteri di fede, le natività di Cristo e le famiglie, insomma, fatte di San Giuseppe, di Madonna e da Gesù Bambino. È un tema importante che non va dimenticato e sono contento che sia divenuto anche qui a Udin, dal centro della città, questa bella esposizione di opere dedicate al presepi. Dopo un anno di stop sono tornati in Archiadus in Place capitula da Aquile anche con Bancuz per attività di beneficenze, una soledate che stanno bussate anche dal bel tempo. Dicono che ad Aquilea i mercatini di Natale vanno sempre bene, per sé noi abbiamo una grande fortuna, sin la proloco di Aquilea è sempre Aquilea. In questa giornata sono presenti circa 70 persone, 70 banchi. Ecco, non per vindi ma anche per solidarietà. Sì, vengono anche qualche postazione che sono di associazioni che fanno raccolta di beneficenza. Alleun anche alle saltate il mercatino, che stanno si ripropone. E altre iniziative della Proloco, paesi che vigneranno sotto Nadale o sotto Epifanie? Dicono che noi come Proloco al voto di dicembre è l'ultima parte dalle nostre iniziative. Anzi durante l'estate, durante l'autunno, abbiamo continuato a fare iniziative e sono tutti chi stanno per il discorso dal centenario dal 1800. E allora anche per Osgnot alle dut, grazie di ben ascoltate, grazie a Francesco Snidore e ad Aperesi in regie e allora si vedem domani sera a Nuf Manco 20, Nuf Manco un quarto, grazie Mandi.